Crolla alla scuola primaria Pascoli, la Procura della Repubblica apre un fascicolo d'inchiesta. Ennesima rissa notturna in centro a Bassano, i residenti esasperati chiedono maggiori controlli. Ed Ania Bertinazzi, la nuova direttrice dell'ISAC, novità importante voluta dal nuovo CDA. Paura per l'incendio di un appartamento in via Mandonetta, in salvo 2 bimbi con la loro mamma. Per la morte di Lorenzo Cristea, entrambi gli arrestati sono accusati di omicidio volontario. Adunata di Biella contro la rovescia per la grande festa delle penne nere in diretta su Rete Veneta. Maltempo, canali colmi d'acqua nell'Alta Padovana, alberi spezzati a Marostica e Bassano, allerta per le ciliegie. Si apre domani in Vaticano il conclave, del Veneto sono arrivati ben 9 papi. Il 16 giugno processo d'appello per Diletta Miatello, uccisi i genitori nel dicembre del 22. Edizione serale di Bassano TG, buonasera a tutti voi telespettatori. L'apertura cittadina in apertura del nostro telegiornale, perché dopo il crollo avvenuto negli scorsi mesi all'interno della scuola primaria Pascoli di Bassano, la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta. A fine gennaio c'è stato un crollo all'interno della scuola Pascoli, l'abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, si è staccato un pezzo di soffitto, pare che un ragazzino sia rimasto ferito in modo comunque molto lieve, gli studenti, gli scolari, tutti sono stati spostati adesso all'interno del tribunale in attesa anche di avere notizie su questo versante. La scuola è chiusa, ma la novità delle ultime ore è che c'è un fascicolo in procura, si indaga per capire che cosa sia successo. I carabinieri sono già venuti in municipio a chiedere la documentazione, ma ci spiega che cosa sta accadendo il sindaco di Bassano, Nicola Finco. Sì, nei giorni scorsi la Procura proprio ha chiesto agli uffici tecnici tutta la documentazione in merito alla scuola Pascoli. Noi ovviamente abbiamo fornito la massima collaborazione, abbiamo dato tutti gli incartamenti necessari, poi nel pomeriggio hanno fatto anche una perizia all'interno della stessa scuola e in queste ore ovviamente stanno esaminando tutta la documentazione che noi gli abbiamo fornito. Resta da capire con un patrimonio scolastico di una città come Bassano, ma questo potrebbe riguardare qualsiasi sindaco di una città media o grande del Veneto, con tutti i rischi che ci sono, che cosa si può fare e soprattutto cosa volete fare voi con la Pascoli a questo punto? Ma io sono sindaco da 10 mesi, ma fin dall'inizio del mio mandato, prima ancora che accadesse il fatto alla Pascoli, ho deciso subito di intervenire sul piano dell'edilizia scolastica attraverso un tavolo che sta riorganizzando i plessi, quindi con una riduzione anche delle scuole e con una pianificazione anche degli interventi da fare proprio nelle varie scuole a livello cittadino, in quanto insomma abbiamo scuole risalenti addirittura al 1929 e voglio tutte scuole sicure, voglio interventi puntuali e quindi questa è una delle missioni che mi sono preso proprio per questo mandato amministrativo e su questo ci stiamo lavorando. Abbiamo in programma anche la realizzazione della nuova scuola Canova a sud di Bassano, quindi sul settore dell'edilizia scolastica stiamo facendo un grande lavoro. Ovviamente in 10 mesi non è che possiamo fare miracoli, però è uno dei punti saldi del mio mandato amministrativo. Ancora degrado e schiamazzi in piena notte e in pieno centro a Bassano. L'ennesimo episodio allarma ed esaspera i residenti. Bassano esterno notte. Non è un film, ma la dura e rumorosa realtà di quello che succede ormai con frequenza crescente. Le immagini pubblicate sui social da un residente della zona di Via Gamba sono accompagnate da commenti di esasperazione per episodi che disturbano il riposo e la quiete. Il litigio tra urla, spintoni e, a quanto si percepisce, offese reciproche ha coinvolto una dozzina di persone, quasi tutti maschi. La situazione, con vari livelli di tensione, si è prolungata per una ventina di minuti. Erano le 4 del mattino e il rimbombo delle grida e degli schiamazzi, amplificati dalla vicinanza degli edifici, ha interrotto il sonno di varie persone.
Già l'anno scorso le notti bassanesi erano state scosse e disturbate da simili episodi di degrado e movida molesta, ma ora, ai primi di maggio, la stagione estiva delle finestre aperte e delle serate lunghe non è ancora iniziata. I residenti lamentano i comportamenti irrispettosi da parte di tanti avventori e gruppi di persone che passano la serata in centro e lasciano traccia del loro passaggio non solo col rumore della voce alta, ma anche con l'abbandono di rifiuti e bottiglie rotte, le deiezioni e le percosse a cestini o portoni che si trovano lungo la via. Questa volta la lite non è degenerata in situazioni peggiori, ma i recenti episodi di Montebelluna e Castelfranco, dove ci sono state 2 vittime, fanno alzare moltissimo il livello di preoccupazione e la richiesta di maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, anche negli orari della notte fonda, quando tutta la città e i suoi abitanti dovrebbero riposare. Bassano non può e non vuole diventare luogo di delinquenza. Bassano ha bisogno di risposte ferme e celeri. Importanti novità per l'ISAC di Bassano, da oggi in servizio la nuova direttrice generale. La nuova gestione dell'ISAC, iniziata il 2 gennaio di quest'anno con l'entrata in carica del Consiglio di amministrazione scelto dal Comune di Bassano, ha portato ad una prima importante decisione. La nuova segretaria direttrice generale è la dottoressa Dania Bertinazzi. È stata una scelta importante, come conferma il presidente Antonio Compostella. È una scelta, quella della dottoressa Dania Bertinazzi, che al di là del percorso formale con cui è arrivata, che si è basata prima di tutto sulla competenza, la professionalità di questa persona e soprattutto anche sulla sensibilità che lei nell'ambito di ruoli analoghi ha dimostrato. Bertinazzi, 57 anni, è stato assessore per un mandato a Colceresa, direttore generale all'IPAB La Pieve di Braganze per 13 anni e successivamente alla guida dei servizi all'infanzia nella medesima struttura. La nuova direttrice dell'ISAC è già in servizio. La prima cosa che ho chiesto alla dottoressa è tutti i nostri sforzi sono concentrati per dare risposte ai bisogni degli ospiti che abbiamo. Compostella ha confermato altre scelte di peso fatte nelle strutture dell'ISAC e per gli ospiti. La scelta di non proseguire sulla ipotesi di esternalizzazione di una parte di attività assistenziale presso lo Sturm. Saranno modificati i turni di OSS e infermieri, come era stato chiesto dal personale nei primi incontri con la nuova dirigenza. Tutta una serie di scelte che sono maturate e che stanno maturando possano anche aiutare a ricreare quel clima che si era un po' nell'ultimo periodo, insomma, non era così ottimale all'interno dell'ente. E torniamo a parlare della tragedia nella discoteca di Castelfranco Veneto. È fissata per domani mattina alle 9:30 nel carcere di Santa Bona di Treviso l'interrogatorio di garanzia dei 2 giovani arrestati per la morte del 20enne Lorenzo Cristea. Omicidio volontario in concorso. La Procura di Treviso ha deciso di contestare tutte le accuse a entrambi i giovani arrestati per la morte a Castelfranco del 20enne di Trebaseleghe Lorenzo Cristea e il ferimento di altri 3 amici che erano con lui alla discoteca Playa Beach Club di via Pagnana. Dopo il 19enne Badr Rouaji, studente di Montebelluna di origini marocchine, anche Taha Benani, 21enne richiedente asilo, dovrà rispondere di concorso in omicidio volontario aggravato, tentato omicidio, lesioni volontarie, rissa aggravata e porto d'armi, nella fattispecie un coltello. Per la procura ne sono stati usati 2 sabato sera, anche se ne è stato rinvenuto solamente 1. 3 i fendenti inferti a Cristea, addirittura 6, di cui 1 potenzialmente mortale, ad Alessandro Bortolami, il 22enne di Zero Branco, rimasto per 2 giorni in pericolo di vita, che nelle scorse ore si è risvegliato, come ha scritto la mamma in un post sui social e come ci ha confermato dal citofono di casa il papà. Ho visto che era sveglio e basta, non ho parlato, non ho detto nulla. Siamo stati delicati, non gli abbiamo detto nulla, aggiunge il papà, neppure che l'amico Lorenzo è morto. Per i Bortolami un grande sollievo il miglioramento di Alessandro. Speriamo di sì, dai, speriamo. Mi dispiace per il papà, per l'altro ragazzo.
Bortolami sarà sentito dal magistrato appena possibile. Nelle scorse ore il pubblico ministero Giulio Caprarola, che indaga sul caso, ha ascoltato in ospedale a Montebelluna l'altro ferito ancora ricoverato, Alessandro Pepe, anche lui in miglioramento, spiega il padre. È un po' in miglioramento, è stabile. Stasera vado a trovarlo. Non mi ha raccontato niente perché non è ancora tanto ok. Cioè, ha raccontato queste cose al PM. Siamo un po' addolorati del ragazzo che c'è, ma no, adesso io stasera vado a trovarlo e vediamo. Proprio Pepe avrebbe fatto riferimento a un altro coltello sul luogo dell'omicidio usato da Benani, testimonianze che insieme al video in possesso degli inquirenti contribuiscono a ricostruire un atto di violenza totalmente sproporzionato, dice il capo della Procura di Treviso Marco Martani, rispetto al presunto torto subito, di cui nelle prossime ore saranno chiamati a dare la loro versione dei fatti i due arrestati nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si svolgerà in carcere a Santabona. Dell'autopsia sul corpo della vittima si occuperà infine il medico legale Alberto Furlanetto. Il conferimento dell'incarico da parte della Procura avverrà probabilmente giovedì. Momenti di paura nel primo pomeriggio a Bassano, dove un incendio ha devastato un appartamento. In salvo una mamma e 2 bambini piccoli. 1:30 ero in camera e ho suonato il campanello, c'era questa signora africana con 2 bambini, spaventatissima, che mi dice fuoco. Io vabbè, ho detto vado su a vedere, pensavo un fuocherello, qualcosa, invece no, c'erano già delle fiamme molto importanti e erano lì terrorizzati, che anche loro non sapevano cosa fare. Un aiuto provvidenziale, quello di Giancarlo Carollo, vicino di casa della famiglia che vive in questo appartamento di via Madonnetta a Bassano del Grappa. Erano le 13:30 quando si è sviluppato l'incendio. In quel momento in casa c'erano solo la donna con 2 bambini molto piccoli. Giancarlo Carollo, capito il pericolo, li ha subito fatti uscire per chiamare poi i soccorsi. E ho chiamato subito i vigili del fuoco. Sono arrivati velocissimi, bravissimi, 5 minuti erano qui, non so come fanno, non so, sembrava che erano dietro l'angolo e hanno fatto benissimo il loro lavoro. Comunque diciamo che è andata bene alla fine, è andata bene. Non si è salvato nulla all'interno, ammassati nel piazzale antistante vestiti, scarpe, un materasso, addirittura dei mobili, ma poteva andare molto peggio. Con i vigili del fuoco, la polizia locale che ha chiuso la strada per permettere le operazioni di spegnimento dell'incendio. L'appartamento è stato dichiarato inagibile, indagini sono in corso sulle cause del rogo, probabilmente di natura accidentale. Nel frattempo la donna con i figli ha trovato un alloggio provvisorio, bambini piccolissimi, racconta il vicino. 2 bambini piccolissimi, forse 3-4 anni, e lei era molto spaventata, anch'io ero spaventato, cioè vedere questo grosso, grande fuoco, ero anch'io spaventato, perché insomma poi c'è la casa mia vicino e c'è un altro vicino, insomma se non venivano i pompieri subito a tirarsi fuori dai guai, passava un brutto guai, diciamo così. E le Penne Nere del Veneto pronte per la 96esima adunata nazionale di Biella, una grande festa che Rete Veneta, come sempre, vi racconterà in diretta già da venerdì. Primo giorno della grande festa con i collegamenti durante i telegiornali. Sabato si entra nel vivo con i nostri inviati per tutti gli eventi della giornata e alle 21 una prima serata dedicata agli alpini. Poi domenica giornata clou diretta dalle 7:30 del mattino e per tutto il giorno il racconto dello sfilamento delle 80.000 penne nere fino al passaggio della Stecca. Tanti saranno i gruppi di alpini in partenza dal nostro territorio, quindi aspettiamo le vostre foto e i vostri video che condivideremo con i telespettatori nei prossimi giorni. Apriamo adesso la pagina dedicata al maltempo all'indomani del violento nubifragio che ha colpito l'Alta Padovana. Inizia ora la conta dei danni. 100 litri di acqua riversati in ogni metro quadro, una quantità di pioggia che in media cade durante un mese primaverile si è abbattuta in una decina di minuti su San Giorgio delle Pertiche. La frazione di Cavino dopo il nubifragio mostra ancora i segni. I fossi sono al limite e sono sorvegliati speciali. Si teme infatti che nuovi acquazzoni possano peggiorare la situazione. Avevamo quasi il 50% delle strade del territorio invase d'acqua. Per fortuna non molte abitazioni hanno avuto danni, una decina,
e di questo insomma sono molto dispiaciuto e vicino insomma a chi ha subito i danni. Una ventina di auto proprio nell'ora di ritorno da lavoro, perché era l'ora di punta, si sono avventurate lo stesso nelle strade diventate fiumi e sono finite nei fossati, quindi è stata una giornata tragica per San Giorgio de Perthes. Una ventina le auto recuperate dai fossati, con gli automobilisti rimasti incastrati, messi in salvo dai vigili del fuoco. Alcune vetture sono ancora adagiate nelle strade della frazione di Cavino. I fossi non sono riusciti a far defluire l'ingente quantità di acqua e le strade sono diventate fiumi. Il sindaco Canella fa un appello ai suoi concittadini in caso di nuovi temporali. L'appello è, se si dovesse ripetere, mai mettersi in strada quando si vede l'acqua invadere la carreggiata, fermarsi e tornare indietro, perché altrimenti si rischia davvero. Una decina le abitazioni allagate, in molti hanno posizionato sacchi di sabbia per evitare che l'acqua entrasse al piano terra, ma alcuni scantinati e garage sotto il livello non sono stati risparmiati. Alle 4 è iniziato a piovere, anche a grandinare, e è stata una bomba d'acqua. Si sono riempiti subito i fossi e il nostro impianto idrico che abbiamo, le pompe funzionano, però secondo noi le idrovore sono partite in ritardo. È cominciato a piovere verso le 3 e sempre di più acqua e siamo trovati così. Praticamente la casa allagata? Sì, casa, soggiorno, cucina, tutto allagato, sì, 5 cm di acqua dappertutto e niente. Ma è la prima volta che succede una cosa del genere? È proprio la prima, è già successo una decina di anni fa, la stessa cosa. Certo è che c'è preoccupazione. Insomma sì, perché se ogni volta che piove 2 ore ci troviamo in queste condizioni, insomma, un po' preoccupante la cosa, no? E ci spostiamo ora a Marostica, dove alberi caduti e blackout hanno richiesto nella tarda serata di ieri l'intervento della Protezione Civile. Ieri sera, intorno alle 22, si è reso necessario attivare 2 squadre di protezione civile con i relativi mezzi per fare innanzitutto un monitoraggio del territorio collinare, visto l'allerta gialla, ma soprattutto per andare a intervenire su alcune segnalazioni che sono arrivate prontamente dai cittadini di alberi schiantati a terra. Le piogge delle ultime ore non hanno risparmiato il territorio di Marostica, dove hanno operato le squadre della Protezione Civile. Gli alberi sono caduti in via Roccolo Carli, in via San Luca e in zona Rosina, in Valle San Floriano. Ripristinata la viabilità, i volontari hanno controllato che tutte le strade percorse dal pulmino scolastico fossero praticabili. Nel frattempo, alcune zone del territorio sono state interessate da un blackout elettrico. Tutto fa un po' riferimento a quella che è la centralina dell'area sud di Marostica, che arriva fino al centro storico, dove si sono registrati più disservizi. Questo è imputabile probabilmente a alcuni lavori di distribuzione. Senza energia elettrica alcune aree di via Gobbe, via San Vito e del centro storico, i guasti sono stati ripristinati dai tecnici di distribuzione, a cui l'amministrazione invita a rivolgersi in caso di necessità attraverso il numero verde. E i danni si sono registrati anche nell'agricoltura e per il nostro territorio si segnalano problemi per le ciliegie e anche per il miele. Pioggia battente, grandinate sparse, vento, crollo delle temperature. Gli sbalzi climatici e il rischio bombe d'acqua creano notevoli disagi al settore primario, con le coltivazioni in balia di questi fenomeni. Il maltempo degli ultimi 2 giorni ha già creato i primi problemi, conferma Coldiretti. Va a rovinare le ciliegie, va a rovinare coltivazioni come il frumento e le prime semini di mais rischiano di andare a marcescenza, quindi la bomba d'acqua purtroppo a cui non ci si può fare nulla, è una vera piaga per le coltivazioni, anche banalmente per il fieno e quindi per quello che poi è l'alimentazione bovina. I danni spesso ricadono sulle aziende, che rischiano di non trovare ristori neppure dalle assicurazioni. A essere più colpita lunedì è stata l'Alta Padovana, con 70 mm di pioggia caduti in 2 ore. Nella Pedemontana però stanno soffrendo frutti come le ciliegie, che dovrebbero essere raccolte da fine maggio, e anche il miele. Le api erano uscite in maniera importante, stavano raccogliendo la caccia dopo 2 anni senza caccia, e adesso questa bomba d'acqua rischia di far cadere tutta la parte di fiori che escono in questo periodo, quindi avere anche una riduzione nel miele, un altro prodotto che risente tantissimo dei cambiamenti climatici. Pini marittimi pericolosi in via Galilei, in quartiere Firenze a Bassano del Grappa. Sentiamo ora la segnalazione di una nostra telespettatrice.
Questo grosso ramo di pino marittimo se lo sono trovati davanti così i residenti di via Galilei a Bassano, che poco prima della rimozione da parte del comune hanno girato la foto alla nostra redazione. Se l'intervento è stato rapido, non altrettanto la soluzione a un problema annoso, come ci racconta la signora Monica, che qui ha la sua attività. Non è forse il loro ambiente e quindi c'è il problema appunto delle strade, perché le radici ovviamente hanno rovinato le strade, hanno rovinato i marciapiedi, i parcheggi delle auto, e quindi la gente non si fida tanto a parcheggiare perché ha paura di strisciare la macchina, di grattare sotto la macchina. E tanti anziani che vivono qua, che passeggiano a piedi, devono passeggiare in mezzo alla strada, soprattutto chi ha il deambulatore o altro, perché è tutto un saliscendi pieno di buche. Nessun danno a persone o cose per la caduta del ramo delle ultime ore, ma potrebbe non essere così la prossima volta. Anche un pino accanto a rami penzolanti e precari, da qui un appello all'amministrazione comunale che sarà nostra cura recapitare al più presto. Che ci pensino, sì, quello che insomma si chiedono anche chi abita qua, è di trovare una soluzione, ecco, perché andare avanti così diventa veramente difficile. E a poche ore dall'apertura della conclave cresce l'attesa per conoscere il nome del nuovo Papa, e guardando nei secoli passati sono ben 9 i pontefici con origini venete. Negli ultimi 6 secoli la Chiesa Cattolica ha avuto come guida diversi papi provenienti dalla terra veneta, 2 bellunesi, 2 trevigiani e 5 veneziani, a cui si può aggiungere anche il bergamasco Angelo Roncalli, che era patriarca a San Marco al momento della sua elezione al soglio pontificio. Benedetto XI, Niccolò Boccassini, scelto nel 1303, arrivava dai domenicani di Treviso. Nel XV secolo 3 papi sono arrivati da Venezia: Angelo Correr, Gregorio XII, Gabriele Condulmer, Eugenio IV e Pietro Barbo, Paolo II. Passano più di 200 anni per avere un altro patriarca eletto in Vaticano. Pietro Vito Ottoboni scelse il nome di Alessandro VIII. Alla metà del XVIII secolo toccò a Carlo Rezzonico, Clemente XIII, ad oggi ultimo veneziano di nascita. Il primo papa bellunese fu Bartolomeo Cappellari, Gregorio XVI, dal 1831 al 1846. Il secondo è stato Albino Luciani, Giovanni Paolo I, per soli 33 giorni nel 1978. Arrivava da Riese Giuseppe Sarto, Pio X, pontefice dal 1903 al 1914. In conclave, in queste ore, entrano i veronesi Claudio Gugerotti, 70 anni, e Mario Zenari, 79, e i vicentini Fabio Baggio di Bassano, 60 anni, e Pietro Parolin, 70enne, fino allo scorso 21 aprile, segretario di Stato. Ed è in carcere per l'omicidio dei genitori avvenuto a San Martino di Lupari Diletta Miatello. In giugno è fissata la prima udienza del processo d'appello. Si aprirà il prossimo 16 giugno davanti alla Corte d'Assise d'Appello il processo di secondo grado nei confronti di Diletta Miatello, la 53enne ex vigilessa in carcere dopo essere stata condannata in primo grado lo scorso ottobre a 28 anni per l'omicidio di entrambi i genitori. A chiedere l'apertura del processo è la difesa di Diletta Miatello, che ha sempre sostenuto la fragilità dell'imputata, ritenuta però dal consulente di parte nominato dal Tribunale di Padova capace di intendere e di volere. Era il 27 dicembre 2022 quando Giorgio Miatello, 89 anni, e la moglie Mariangela Sarto, di 84, vennero brutalmente aggrediti mentre dormivano nella loro villetta di San Martino di Lupari. Mariangela Sarto venne trovata morta, il marito si spense dopo 2 mesi. Per l'omicidio venne subito arrestata dai carabinieri la figlia Diletta, che si era rifugiata in un hotel di Romano de Zelino. 21:15 Focus questa sera in diretta. Ospiti del nostro direttore Luigi Baccialli saranno Marcello Bano, Guido Bertolazzi, Laura Besio, Gianantonio Darè, Jonathan Montanariello, Giuseppe Pan, Alberto Panfiglio e Flavio Tosi. Per questa nostra edizione non ci sono altre notizie. Io ringrazio tutti voi come sempre di essere stati in nostra compagnia e vi lascio le previsioni del tempo di domani. Buona serata.